Caput Friuli, così l'abbiamo intitolato questa trasmissione di oggi di Screenshot. Avremmo voluto intitolarla meglio Caput Friuli, ovvero essere al centro del mondo. In questo caso purtroppo siamo al centro di una grave crisi che ci fa ripensare un po' al 2008-2009. Ci ha fatto ripensare tantissimo quando c'è stato l'annuncio dei 700 esuberi per quanto riguarda la Safilo, 250 che riguardano lo stabilimento di Martignaco, perché proprio era stato l'inizio di questa crisi nel 2009 a far tracollare un po' tutte le altre aziende friulane. Proprio iniziò, diciamo, da due colossi come potevano essere la Safilo e la Caffaro in quegli anni. Non l'aveva viste completamente in diretta, ma comunque sempre da protagonista queste crisi insieme a noi William Pezzetta, che è il segretario regionale della CGIL, e quindi ci può dare una testimonianza di quanto si è evoluta la crisi dal 2009 a oggi e come mai adesso c'è una recrudescenza di questo tipo di fenomeno. Pezzetta. Sì, fare un'analisi approfondita di quella attuale non è facile. Io credo siano due crisi diverse. Certamente nella crisi del 2008, che per il nostro sistema manifatturiero fu devastante, anche perché non era pronto ad affrontare la competitività di una globalizzazione e non poteva neanche più far leva sulla svalutazione della lira come fino a quasi gli anni 2000, insomma in qualche maniera questo aiutava le aziende. È chiaro che falcidiò moltissimo. Si pensi ad esempio che nella sola edilizia noi abbiamo perso il 50% delle imprese, tutte quelle grandi, oltre i 50 dipendenti, sono praticamente, tranne pochissime realtà, tutte sparite. E anche dimezzato l'occupazione. Abbiamo perso il 25% nella crisi del 2008 del manifatturiero in regione, che è un numero molto importante. Abbiamo perso dal 2008 rispetto a oggi, l'industria ha perso 30.000 addetti che non siamo più riusciti a recuperare. È vero che i dati dell'occupazione oggi dicono che più o meno abbiamo parificato quella di quegli anni, però si tratta di un'occupazione diversa, tutta nel terziario, tutta nei servizi e comunque molto più precaria, no? Per cui abbiamo recuperato i numeri ma non la qualità. Telespettatori, se siete in collegamento con noi 345 9956 897 potete scrivere la vostra opinione, potete anche portarci le vostre testimonianze anche come lavoratori della Safilo. Oggi è andata per noi Paola Treppo a sentire non solo i delegati sindacali ma anche direttamente le maestranze, ovviamente, che vivranno un Natale da incubo appunto per la crisi della Safilo. Andiamo a vedere allora questo primo servizio, prima intervista. Non ci aspettavamo una cosa del genere, questo no. Sappiamo che i volumi sono in calo, però mandare a casa 700 dipendenti non è una passeggiata ed è un film già visto, perché nel 2009 ho vissuto la stessa vicenda ed è un trauma per tutti adesso. Il giorno 13 è stato istituito uno sciopero in tutti i siti produttivi per tutta la giornata lavorativa. Dopodiché il coordinamento dell'RSU Safilo insieme ai nostri segretari ci si incontra per iniziare a vedere di fare una serie di incontri con l'azienda per scongiurare il peggio. Dobbiamo lottare, far sentire la nostra voce che al nostro stabilimento ci teniamo, perché è il nostro lavoro, e il lavoro è pane, cioè non si scherza. Faremo di tutto, insomma, per cercare di non farlo chiudere lo stabilimento, ma come diceva anche il mio amico Nicolò, questi sono già convinti di chiudere, quindi abbiamo poche speranze, guarda, siamo proprio... Abbiamo preso la notizia ed è stata drammatica perché nessuno di noi ha dormito, ovviamente. Stamattina lacrime appena abbiamo varcato la soglia. È una brutta botta perché oltretutto noi qua siamo quasi tutte donne, quindi nel territorio oltretutto non ci sono stabilimenti di occhialeria qui in Friuli, perché Precenicco l'hanno chiuso nel 2009 e vedere scritto chiusura dello stabilimento di Martignaco significa tutti a casa. Noi che cosa faremo adesso senza ammortizzatori sociali, senza niente? Oltretutto vi ricordo che fra un po' è Natale, che Natale passeremo noi con le nostre famiglie. Ecco, questo che Natale passeranno con le loro famiglie. Allora vediamo subito, grazie alla regia di Fabio Di Bernardo, che sta cercando di visualizzare appunto sui siti web le ultime notizie, addirittura anche il Corriere della Sera ha dedicato la sua prima pagina nel sito web. Questo invece è un altro, eccolo qua, Safilo, le altre 160 crisi aziendali
vediamo se riusciamo a ricollegarci. Eccolo qua, Safilo, le altre 160 crisi aziendali, sono 300.000 gli italiani coinvolti. Un numero spaventoso, insomma, se pensiamo a quella che poteva essere il passaggio di una crisi, almeno fino a qualche anno fa, e invece in Friuli Venezia Giulia qual è la ricaduta? Quante sono le crisi aziendali aperte, quanti sono i lavoratori che rischiano il loro posto di lavoro? Allora, le crisi sono tantissime, stanno in tutta la regione cosparse, e soprattutto nella provincia di Udine e anche in quella di Trieste. Noi abbiamo fatto un calcolo, così adesso stiamo raccogliendo anche dati a spanne, ma tra lavoratori collocati negli ammortizzatori sociali, tra aperture di mobilità, che vuol dire licenziamenti, insomma l'insieme di questi ammortizzatori sociali oggi vede una cifra attorno agli 8.000-9.000 addetti in regione, di cui indicativamente 4.000 nella provincia di Udine. Questo a spanne, un dato, e certamente sta toccando anche aziende e realtà grosse, si pensi anche alla DM Electron, alla crisi del prosciutto, alla crisi del settore del legno. Questo 2019 che è iniziato rallentatore, io speravo potesse in qualche maniera riprendersi, ma le ricadute soprattutto internazionali e il rallentamento della Germania sta dando un colpo durissimo. È una crisi diversa dalla precedente, è una crisi diversa, per questo no? motivo, no? Esatto, la molto Germania più quando sta un po' malino, diciamo che noi stiamo peggio. Sì, quando la Germania ha un raffreddore, noi abbiamo più di un raffreddore, io direi anche una buona bronchite. E i consumi interni non sono ripartiti, il PIL è praticamente fermo, poi tutto il tema dei dazi con la Cina e tra gli Stati Uniti e la Cina ovviamente non hanno aiutato la nostra economia, che esporta molto anche in quei paesi lì. C'è una situazione preoccupante e allarmante, non a caso noi abbiamo anche chiesto un incontro alla Regione proprio 10 giorni fa attraverso un'iniziativa insieme a CISE e a WIL. Ecco, cosa volete chiedere durante questo incontro? Entriamo subito Intanto vorremmo avere un momento di confronto che non c'è stato. Io credo sia importante che la Regione abbia quei corpi intermedi che rappresentano la società, un confronto, perché noi possiamo dare anche molte indicazioni e essere di aiuto. Manca sulle politiche attive del lavoro, io devo dire la verità, insomma, la Regione quest'anno ha fatto bene, l'assessore Rosolen, diciamo così, ha ricercato di mettere in piedi una serie di percorsi di incrocio tra domanda e offerta di lavoro, ma puoi incrociare quanto vuoi la domanda e l'offerta di lavoro, se non c'è offerta di lavoro certo. Manca, no? Noi non ravvediamo anche ricercata magari, esatto. Perché si è spostato, le maestranze non sono più quelle di 10 anni fa e tante volte si fa fatica a trovare informatici. Esatto, dico, sì. Esatto, infatti a volte passa anche un messaggio sbagliato, perché sembra quasi, no, che il problema sia che non si trovano lavoratori. Oggi il mondo del lavoro è spaccato in due: da una parte le aziende ricercano iper specializzati che faticano a trovare, e dall'altra parte c'è un grande numero di persone che non riesce a ricollocarsi. Penso anche a tanti lavoratori coinvolti in questi giorni, in queste crisi qua. È difficile per uno di 50 anni che magari ha sempre fatto un lavoro e magari non ha neanche un alto grado di professionalità, trovare una ricollocazione, è assai arduo. Per questo noi abbiamo chiesto alla Regione anche un minimo di politica, di modello di società, di politica di sviluppo, ecco, questo sì. Ecco, proprio a questo riguardo, noi abbiamo stasera anche una trasmissione Elettroshock dove ci saranno tanti giovani protagonisti alle ore 21, ripropongo questo tipo di appuntamento già dato nel corso del nostro notiziario terminato pochi minuti fa, in cui parleranno anche rappresentanti del Fridays for Future o anche le sardine, cosiddette sardine, dopo ci saranno anche ragazzi della consulta provinciale degli studenti, insomma porteranno la loro voce, perché anche i giovani ovviamente pagano dazio su questo tipo di grave problema, non solo la ricollocazione di cinquantenni, sì, ma anche tutti i giovani insomma fanno fatica a trovare lavoro. Sì, siamo ai due estremi, noi nella nostra regione, se paragoniamo i dati dei giovani, e per giovani, perché anche qua bisogna specificare, intendo i ragazzi tra i 15 e i 34 anni, noi abbiamo perso il 30% di occupazione nei giovani.
e molti vanno all'estero anche perché molto spesso, ma non per fare gli stessi lavori che magari qua non riescono anche a fare il cameriere, con ovviamente riconoscimenti diversi, perché oggi non solo è un problema trovare un lavoro, ma per un giovane, se non ha la famiglia alle spalle, molto spesso è un problema anche avere un reddito. Tante volte magari aziende che direttamente delocalizzano all'estero, questo è un altro genere di problema, difficilmente c'è un ritorno. Problema. Difficilmente c'è un ritorno. Allora noi ci stacchiamo alcuni secondi per la pubblicità, torneremo tra pochi minuti, vediamo di collegarci anche con qualche altro sito web e vediamo se dovremmo avere anche le reazioni da parte direttamente dell'azienda Safilo che ha rilasciato delle proprie dichiarazioni. Ci vediamo tra pochi minuti. Eccoci qua, tornati con Screenshot, oggi puntata dedicata alle crisi aziendali, ma prendendo spunto appunto dalla grande crisi che sta coinvolgendo la Safilo. Ricordiamo 700 esuberi in tutta Italia, 250 di questi solo a Martignacco. Ci scrive il nostro telespettatore: per esperienza, anche se la situazione è difficile, sono certo che le forze sindacali faranno il possibile per i lavoratori. Dopo sentiremo che cosa faranno le forze sindacali. Qui abbiamo con noi il segretario regionale della CGIL, William Pezzetta, lo ricordo. Invece ci colleghiamo direttamente col sito Yahoo Finanze, se non sbaglio. Chiedo a Fabio Di Bernardo, eccoci qua, prontissimi per far vedere il commento che rilascia l'amministratore delegato della Safilo. Ve lo leggiamo adesso in esclusiva, che non siamo neanche riusciti a leggerlo durante il telegiornale. Angelo Trocchia dice: sono decisioni che non si prendono mai a cuor leggero, che uno non vorrebbe mai prendere, ma ho la responsabilità di assicurare il futuro alla Safilo e dobbiamo guardare alla realtà, e purtroppo i nostri stabilimenti italiani sono terribilmente in sovrapproduzione rispetto ai volumi previsti dopo l'uscita dei marchi Dior e Fendi. L'articolo riassume i 700 esuberi: sono 400 a Longarone, 200 a Martignacco con la chiusura dello stabilimento, viene specificato, e 50 nella sede di Padova. Poi andiamo avanti con l'articolo dove si parla che c'è stato, con l'uscita dei due marchi Dior e Fendi, lo leggete, una riduzione dei ricavi per un valore di 200 milioni. Più avanti ancora, ricordando che la Safilo alle spalle ha una storia di 150 anni, vorrei che ne avesse altri 150 in futuro, dice Trocchia, vedremo con che basi, insomma, visto che ne cancella 700 persone. Questo... Esatto. E perde marchi anche di qualità. E perde marchi anche di qualità, qui ci vuole proprio un riempiego di forza assoluto. Una bacchetta magica. Una bacchetta magica a questo punto. Dice: subito dopo la decisione del CDO ho incontrato i sindacati per comunicare loro il piano e sono assolutamente disponibile a sedermi al tavolo da subito e per tutti i prossimi giorni, per tutto il tempo necessario, per affrontare insieme questa situazione nel migliore dei modi. Intanto il Natale viene passato dalle famiglie in agonia. Ecco, questa insomma la notizia, e poi parlava anche del sito di Longarone nello specifico, che è quello più colpito da questa crisi, con 400 lavoratori che andrebbero a casa, lo ricordiamo, 250 invece nel sito di Martignacco. Allora noi oggi siamo andati a intervistare direttamente, grazie al nostro Andrea Pierini, siamo andati a intervistare a Trieste il Presidente della Regione Federiga e l'assessore regionale Bini, per sentire un po' la loro voce, il loro commento. Sentiamo. L'assessore Bini sta proprio scrivendo in questo momento una missiva al governo, perché chiederemo un tavolo nazionale per affrontare questo serio problema e ovviamente la Regione, per quanto ci riguarda, metteremo in campo tutte le misure che abbiamo a disposizione. Ci auguriamo che il governo faccia altrettanto per tutelare i lavoratori e perlomeno in modo temporaneo almeno il reddito dei lavoratori con tutti gli ammortizzatori necessari. Proprio l'assessore alle attività produttive, riferendo nell'aula del Consiglio regionale su invito anche di Furio Onsel, aveva raccontato dell'incontro la scorsa settimana con i vertici di Safilo e il quadro che era stato presentato era già abbastanza grave. Nell'incontro che abbiamo avuto, seppur non contornato con delle definizioni certe,
Tra le varie ipotesi c'era anche la chiusura dello stabilimento Safilo di Martignacco. I numeri sono quelli, 250 persone, sono 250 persone, adesso c'è stato garantito che fino al 7, però prendetela col beneficio di inventario, fino al 7 le bocce rimarranno ferme e poi si vedrà. Io voglio anticipare un po' le cose convocando questo tavolo, chiedendo la convocazione del tavolo a livello nazionale per vedere se possiamo intervenire. Roberto Cosolini e Sergio Bolzonello del Partito Democratico, pur garantendo il massimo supporto alla Giunta sulla vicenda, hanno denunciato una situazione di totale assenza dell'esecutivo sulle attività produttive, con appena il 2% del bilancio dedicato a imprese e turismo. La partita Safilo va affrontata dal punto di vista industriale e non solo dal punto di vista del personale, perché è evidente che se tu salvi l'azienda salvi anche tutti i dipendenti. Diversamente i dipendenti andranno in un percorso di ammortizzatori sociali per poi arrivare al licenziamento, e questo è quello che non possiamo permetterci. Ecco, tra le voci anche quella di Sergio Bolzonello, che oltretutto è stato vicepresidente della Regione e assessore alle attività produttive. La Regione vuole fare la sua parte chiedendo una convocazione al tavolo del Mise, può bastare? Allora, questo è un passaggio, quello del tavolo del Mise, ma che non credo che poi sia la soluzione di tutto il problema. Ci sta questo percorso, teniamo conto che al tavolo del Mise noi abbiamo aperto 160 crisi industriali a livello italiano che trattano 100.000 esuberi e non credo che lì poi si trovi facilmente la bacchetta magica. Ciò nonostante va bene fatto anche questo passaggio, si parlerà probabilmente soprattutto anche di ammortizzatori sociali. Io credo che bisogna aprire anche un tavolo regionale, perché anche dentro e attraverso il territorio noi possiamo provare a trovare una soluzione che passa attraverso una responsabilizzazione della Regione a impedire che ci sia la chiusura dello stabilimento, perché i numeri certamente sono impietosi, l'azienda ovviamente ha avuto e ha una situazione di difficoltà perdendo anche marchi importanti, ma ciò nonostante questo non le esime di ricercare un rilancio industriale che non può essere solo scaricando i lavoratori. Leggevo anche la disponibilità dell'amministratore delegato a incontrarci, ci mancherebbe altro direi io, e mi auguro solo che non siano incontri di facciata, perché devono essere incontri dove tutte le parti devono mettere in campo qualcosa per impedire che uno stabilimento chiuda, e tra l'altro dando una notizia, questo è un mio pensiero personale, siamo praticamente alla vigilia di Natale, vedo che anche la sensibilità purtroppo è capitato anche altre volte con aziende nel Monfalconese, la vigilia di Ferragosto, sotto Natale. È un aspetto che secondo me bisognerebbe anche questo tenere presente, non perché si soluzioni il problema, però insomma ci sono le feste, io penso che lo ha detto anche una lavoratrice, con quale stato d'animo una famiglia che adesso ha l'incertezza può affrontare questo tema. Allora, vediamo da un altro sito invece quello che è accaduto in Piazza Affari anche per Safilo, perché è quotata in borsa, eccolo qua. Safilo ha subito un tonfo oggi del 25% a 1,194 euro dopo essere rimasto sospeso per eccesso di ribasso per gran parte della giornata. Il Consiglio di amministrazione della società ha approvato il business plan relativo al 2020-2024 con vendite nette nell'ordine di eccetera eccetera. Adesso non vi sto a leggere tutto il piano finanziario, però ci si poteva aspettare. Questo indubbiamente non poteva esserci un miglioramento insomma, delle quotazioni, questo non fa altro che creare tonfo su tonfo. Insomma. Certo, non fa che aggravare questo, ma le borse come tutti sappiamo non pensano le persone ma hanno altri parametri, purtroppo dico io, perché siamo dentro un'economia dove la persona è un mezzo e non il centro dell'economia e questo aggrava certamente la situazione, ma noi dobbiamo tutti insieme far sì che questo sito non chiuda. Ecco, ma come si può fare? Se la Safilo non ha intenzione, non è direttamente la Safilo interessata a un rilancio della produzione, può fare qualcun altro? In alternativa, ma io lo metto come in subordine, perché chiaramente noi dovremo fare di tutto affinché l'azienda continui, poi vedremo come, in che maniera, se ci saranno le possibilità. In subordine è chiaro che bisognerebbe allora vedere e cercare un nuovo compratore con magari
prodotti affini o magari anche altri che in qualche maniera possano trovare lì una soddisfazione, e qua a mio avviso è strategico il compito soprattutto della Regione nella ricerca eventualmente, no? Di nuovi compratori, cercando di creare anche condizioni e modalità che favoriscono interessi lì sul territorio. Ecco, abbiamo l'ultimo minuto a disposizione, se non ci sono altre, c'è un'altra notizia, sempre grazie a Fabio Di Bernardo, magari anche sulle altre crisi aziendali, insomma, riguarda l'Ilva in questo caso, cassa integrazione per 3.500, colpa dello stop all'altoforno 2. Beh, noi abbiamo... Anche questo, oltretutto, il fatto dell'Ilva che porta alla crisi anche altre aziende che dipendono dall'Ilva per indotto. C'è un indotto che ovviamente ne subisce e che fa magari meno notizia, ma anche noi in Regione, nel nostro piccolo, abbiamo la nostra Ilva, si chiama la Ferriera di Servola, che anche lì chiuderà legato a temi di inquinamento e quant'altro, e stiamo parlando tra indotto e lavoratori di 1 migliaio di persone. Poi si parla di riconversione, ma io non la vedo facile. Soprattutto. Allora, l'ultimo minuto, appunto, le chiedevo che cosa chiedete, anche come, visto che lei è segretario regionale, cosa chiedete non alla Regione ma anche all'intero mondo della politica in questo momento? Che tipo di politica? Sì, no, so che lei non ha il coniglietto che tira fuori dal cilindro, esatto, insomma, dovrebbero averlo gli altri, neanche la bacchetta magica. Certo, però. Noi veniamo, secondo me, almeno da 30-40 anni di una mancanza di una politica industriale vera e propria, di un'impostazione su quale modello di industria, su quali sono i settori su quali investire, su come fare le varie riconversioni. C'è stata in questi anni una totale assenza di questo, purtroppo dietro finanziarie, a prescindere dai colori dei governi, che hanno guardato molto più spesso all'immediato che non a un progetto di futuro di paese. Secondo lei, leggendo questa finanziaria che cambia ogni giorno, a dire la io verità? L'ho letta dal giornale in questi giorni, effettivamente quello che noto, poche risorse su quello che è lo sviluppo e l'innovazione, molto poche. Bene, grazie allora a William Pezzetta, grazie alla nostra regia, grazie a tutti per aver visto Screenshot, che torna domani, ve lo ricordo, sempre alla solita ora, 19:45 fino alle 20:15. Grazie, arrivederci. Buonasera.